giornata sarà più soleggiata. Vi anticipo inoltre che anche il weekend sarà caratterizzato dal sole. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo. Babboleo News, economia e finanza. Col sottoscritto Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis, esperto economista. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio, buongiorno ai nostri ascoltatori. E con una ospite, Elisabetta Grillo, area Operation Manager Liguria di Allianz Medicale Diagnostic. Ben trovata. Buongiorno. Professore, iniziamo con un audio che ci regala una situazione per cui la Liguria si ritrova dal punto di vista mediatico sul tetto del mondo. Sono certo che i genovesi sapranno farlo e sono certo che riusciremo a uscire da questa situazione. Grazie a tutti. La musica servirà. Questo è una sorta di piccolo stacco musicale, è la fine di un pezzo della conferenza stampa in sala trasparenza in regione. Termina di parlare il sindaco Bucci, parte una musichina, un telefono lasciato evidentemente imprudentemente acceso, con una suoneria che riproduce l'ultimo singolo di Lady Gaga, e da qui nascono una serie di ribaltamenti sui social per cui la Liguria si ritrova appunto twittata dalla stessa Lady Gaga. È un caso di viralità, in questo caso positivo, quindi sì. Dato che la conferenza faceva il punto sul virus in questo tra caso, l'altro, sì. e il sindaco Bucci diceva torniamo alla normalità e ha fatto questa battuta, ovviamente in un'epoca molto social essere, chiamiamo, ritwittati piuttosto che messi sui social a tutto tondo potrebbe essere anche una vetrina positiva se vogliamo tornare alla normalità, perché in questo caso la connotazione data da Lady Gaga era positiva. Sì. Mi sembra che Genova e la Liguria stia diventando sempre più presente in casistiche positive, perché anche in questo caso, se pensiamo al tema coronavirus sull'Italia, il modello Genova-Ponte Morandi viene preso a riferimento come metodo per fare funzionare le cose, per affrontare l'emergenza. Sì. Qual è la sua percezione invece da frequentatore della città di Milano? Lo diciamo agli ascoltatori genovesi. Allora, Milano già vedevo banalmente tipo meno 60% la presenza dei pendolari sui treni, e più o meno credo che la città abbia queste cifre anche nella quotidianità, bar deserti e tutte le attività bloccate. Ovviamente il dramma è ancora più forte sui temi turistici, ricettivi, perché quello è fortissimo, vale su Milano ma può valere tranquillamente anche per la Liguria, senza problemi, il dramma è identico. E poi lo vediamo un po' su tutte le attività. In molti posti c'è la sanificazione, la bonifica continua, piuttosto che sistemi di lavaggio mani a secco dovunque. Quindi non so, chiedo anche al nostro ospite in questo senso, non un giudizio tecnico, ma se sta vivendo anche lei, parliamo di centri diagnostici, medici, quindi non tecnicamente ma anche come state vivendo voi questo tipo di cose. Ma sicuramente sì, anche noi lo stiamo vivendo, perché comunque abbiamo pazienti che purtroppo sono anche malati o comunque hanno dei sintomi, e quindi abbiamo necessità di chiedere, fare domande, garantire a loro una sanificazione maggiore, comunque dotarli di mascherine se non sono dotati di mascherine, quindi sicuramente anche noi la stiamo vivendo. Sul sistema delle analisi, queste cose qui si va tranquillamente o c'è qualche ristrettezza? Perché sto vedendo su grossi ospedali anche, forse stanno concentrando gli sforzi sulle emergenze. Sì, sugli ospedali sì, sulle strutture private accreditate o private pure la gente continua a venire. È ovvio che il paziente malato con febbre magari rinuncia all'esame o lo rimanda, però forse si sentono un pochino più tutelati perché c'è meno gente, c'è meno afflusso, e quindi anche noi comunque chiediamo di non essere accompagnati in caso di appunto autonomia, e cercare di non avere degli assembramenti grossi. Ecco, se posso, un crollo a proposito di utenze sui pronti soccorso. Stranamente non ci sono così tante emergenze come al solito, credo che anche lì meno 50, meno 60% ci sia. Forse chi non ha situazioni gravi, cioè ha pensato bene di lasciarli liberi, vengono utilizzati come si dovrebbe. Bene. Esatto. Sentiamo invece un primo intervento, una testimonianza.
AIDA, Associazione Donne Imprenditrici e Dirigenti d'Azienda, nasce a Torino il 22 maggio del 1961 e vuole essere un punto di riferimento per tutte le donne che fanno impresa individuale o sono dirigenti d'azienda. Da qualche anno AIDA ha istituito il premio AIDA, che nasce con lo scopo di valorizzare le donne che sviluppano eccellenze sul territorio attraverso attività imprenditoriali o manageriali. Questa è Tiziana Lazzari ed è la presidente appunto di AIDA. E chi avrà vinto questo? Della delegazione Liguria, dell'associazione certo, appunto delle donne dirigenti d'azienda. E chi avrà vinto l'ultimo? L'8 marzo del 2019. La delegazione Liguria di AIDA ha scelto di attribuire il riconoscimento a Elisabetta Grillo, Area Operation Manager di Allianz Medical Diagnostic. Siamo veramente orgogliose di aver attribuito questo premio a un'eccellenza tutta genovese. E guarda caso l'abbiamo qui. Lei ha ospite. sempre degli ospiti eccellenti. Vedi, siamo in ritardo di un anno, non abbiamo portato fiori, niente, perché poi non sta bene festeggiare troppo le donne. No, quindi per noi carità. avevamo l'idea che ci avviciniamo all'8 marzo, festa della donna, quindi avevamo un ospite donna, ma senza nulla concedere a queste donne. Alla retorica, no, soprattutto. Infatti, noi siamo sempre molto meritocratici, però facciamo una panoramica su temi un po' femminili nel mondo del lavoro. Spieghiamo il sottofondo perché Sì, noi siamo degli amanti di Baby Shark, la Sì. usiamo di solito per le classifiche dei multi-billionaires all'americana. È un In caso questo caso d'eccellenza, sì. effettivamente. In In questo questo caso- caso ne parliamo perché abbiamo Chiara Giamundo, il primo palombaro donna o palombara. Palombara, direi. Palombara. Io sono entrata in Marina nel maggio 2018, dopodiché mi si è presentata l'occasione di fare domanda per questo corso, mi sono informata sui social, su internet e pian piano ho cominciato a capire di cosa si trattasse. E nei miei primi giorni qua ho capito subito che faceva per me, quindi ho messo tutta me stessa per arrivare alla fine. Non esistono differenze, basta volerlo. Effettivamente è così. Ecco, non Ma anche esistono- questo stupore nel accettare comunque il ruolo di un palombaro per una donna è una cosa che dovremmo cominciare a superare. Ma allora, Lo lei dico da dice uomo. non esistono temi, io potrei sì. concordare, però le do due cifre, per esempio, sugli Ecco. avvocati in Liguria. Allora, sulla media dei redditi, 27.178 euro per le donne contro i 65.265 Ok. per gli uomini. C'è sempre un Questo gap. potrebbe essere un gap, non so se lei concorda su questi tipi di gap. Ma allora io credo che il limite per noi donne siamo noi donne stesse, nel senso che comunque se ti piace affrontare la sfida non c'è lavoro per uomo, lavoro per donna. sì. Sicuramente dal di fuori non è proprio visto così, poi scherzavate sul palombaro o palombara, ma ingegnere, ingegneressa è una Ecco. cosa che mi è capitato spesso, del tipo come la devo chiamare? Ingegnere, quindi purtroppo un po' di gap continua a esserci, però secondo me siamo proprio noi che ci diamo dei limiti. Valenza prima sosteneva: ma chi è che fa le selezioni nelle aziende? Spesso sono le donne, le HR, quindi è colpa delle donne se non selezionano altre donne. È possibile? Un provocatore sono io. Certo. Allora, secondo me il primo nemico della donna è la donna stessa, nel senso che l'invidia, più brava di me, più bella di me, più magra di me, comunque siamo C'è. noi che ci creiamo dei problemi. Io ho tantissime collaboratrici donne con le quali lavoro benissimo, però gli ostacoli più grossi li ho sempre avuti dalle donne. Alla mia epoca gli HR erano tutti uomini e Ecco. io ero l'unica donna selezionata. quindi- Vediamo invece in un ambito che è quello delle cosiddette posizioni STEM, quindi l'acronimo sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics, quindi tutti i temi della nostra ospite in un certo senso. Cosa dice l'IIT? Io ci sono. Wir sind dabei. Siamo in parte. I master e po'. Jesteśmy w nauce. Formamos parte della gente. Ci siamo. E come se ci siamo.
questa è la promozione della giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Sì, è stato istituito un giorno proprio nel mese di febbraio per dare visibilità a questa cosa. Credo, la nostra ospite lo può dire, essendo ingegnere meccanico, che forse questi confini su certi ambiti siano caduti. Mi ricordo quando ero ragazzo che ragazze a ingegneria ce n'erano poche. Adesso mi sembra che non sia più così. No, adesso non è più così, sicuramente i confini sono un po' caduti, anche ai miei tempi 270 iscritti, 5 donne, quindi sicuramente erano momenti diversi, adesso effettivamente sono... Però lei ha lavorato a lungo in Fiat, se non erro. Esatto. Ci raccontava fuori onda come è stata ricevuta a un incontro con un suo responsabile, forse? Sì, avevo appena cambiato il capo e lui era responsabile di tutti i mercati esteri e io ero responsabile del Medio Oriente. Chiede alla segretaria di far venire nel suo ufficio l'ingegner Grillo, io vado in ufficio e busso e mi dice: venga, si accomodi, sto aspettando l'ingegner Grillo, però un minuto per lei ce l'ho. E io lo guardo e dico: guardi, sono io l'ingegner Grillo. E no, ma lei è una donna. E questo è stato il primo. Ed è accaduto non nel 1800 ma nel 1900. Qualche anno fa. Valenza sia galante. Ecco. No, ma nel senso, per dire, non stiamo parlando di un'epoca in cui queste cose non potevano succedere. Ci fermiamo per qualche secondo, andiamo a sentire le notizie dalla Liguria per un minuto e poi torniamo a parlare di economia, società e finanza. Il mondo del cinema e della televisione ti aspetta. Making Off. Iscriviti presso il centro di formazione Fassicomo di Genova al corso gratuito di montatore cinematografico e televisivo entro il 15 aprile. Formazione stage finanziati FSE Regione Liguria. Gestione Alfa. Per informazioni scuolafassicomo.it. Da Termoponente, climatizzatori Riello e tutti i migliori marchi del settore. Per avere sempre il clima perfetto in casa tua. Non aspettare l'estate. Monosplit inverter a partire da €900. Fornitura e installazione comprese. A Genova, via Canepari 111 Rosso. Termoponente.it 010 64 23 450. Diffidente? No, prudente. Per proteggerti dagli imbroglioni, dal phishing su internet e sapere come affrontare le diverse emergenze, il Comune di Genova sta distribuendo la guida antitruffe. È gratuita, scopri come trovarla su www.comune.genova.it. Campagna antitruffe del Comune di Genova, assessorato alla sicurezza e polizia locale con il contributo del Ministero dell'Interno. Babboleo News, cosa succede in Liguria? Operazione contro l'immigrazione clandestina. I carabinieri del comando provinciale di Genova stanno eseguendo 8 custodie cautelari in carcere e 18 misure restrittive di divieto di dimora. Per tutti i soggetti coinvolti l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, aggravata dalla transnazionalità. La base logistica dell'associazione era a Genova, ma le attività si svolgevano anche a Palermo, Savona e Imperia. Coronavirus, scuole e università chiuse in tutta Italia fino al 15 di marzo. La decisione rientra tra le disposizioni contenute nel decreto del governo con misure ancora più stringenti per arginare il contagio. Intanto il ministro della Sanità della Tunisia ha annunciato la sospensione dei traghetti tra Tunisi e Genova come misura precauzionale per limitare la diffusione del virus. La notizia è emersa dopo l'isolamento scattato sulla GNV Rhapsody nell'area delle riparazioni navali a Genova, nave che aveva ospitato a bordo un passeggero tunisino e risultato positivo al tampone una volta sbarcato a Tunisi. L'armatore si è impegnato a trovare una struttura alternativa alla nave per permettere la prosecuzione dell'isolamento dei 65 marittimi sotto osservazione. La nave infatti non è, secondo il comparto sanitario, un ambiente ritenuto idoneo per consentire l'isolamento che durerà altri 10 giorni. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis e con Elisabetta Grillo, nostra ospite, Area Operation Manager Liguria di Allianz Medical Diagnostic. Professore. Ma partiamo adesso con un intervento di una persona che ha frequentato l'università insieme a lei, esatto. Se non erro, quindi Barbara Borasca, che è Head of Market Analysis and Competitive Positioning di Leonardo, quindi non ce l'abbiamo perché è un'amica della nostra ospite, ma perché è un personaggio comunque qualitativamente sul mercato del lavoro interessante. Abbiamo una serie di estratti molto sintetici, circa, sì. Ed è interessante vedere anche in questo caso un altro ingegnere meccanico come si posiziona in una bella azienda come Leonardo.
chiamo Barbara Borasca, genovese, anzi rappallina per la precisione, ci tengo a sottolinearlo. 2 parole sulla mia esperienza, prima di studio e poi lavorativa. Io mi sono laureata in ingegneria meccanica ed ho iniziato a lavorare in un ambiente di automazione, quindi in un ambiente caratterizzato da una forte presenza maschile. Ora, qualche aneddoto, stiamo parlando di 20 anni fa, abbastanza singolare, devo dire che mi è capitato, come ad esempio l'essere più e più volte presa al telefono per la mia segretaria. In realtà questo non è mai stato per me un motivo di discriminazione, non mi sono mai sentita discriminata e non ho mai sentito un problema il muovermi in un mondo prettamente maschile, anzi l'ho trovato un'esperienza particolarmente arricchente. Devo dire che ora però, guardando il mondo diciamo da fuori, realizzo che i numeri delle donne oggettivamente sono davvero pochi. È un'esperienza abbastanza analoga. Sì, insomma, devo rispetto a quella del nostro dire ospite. sì, ecco, questo segretaria, sto cercando l'ingegnere, eccetera. Devo dire che ha fatto l'esempio dei 20 anni o di non sentirsi, credo che comunque chi ha fatto certi percorsi non ci si senta da meno rispetto all'uomo. Probabilmente questo soffitto di cristallo esiste, come viene detto, anche se poi dipende dagli interlocutori delle aziende. Leonardo, per esempio, avevo qualche numero, ha incrementato nel 2018 del 3% l'organico, con un 38% di ragazzi sotto i 30 anni, ragazze ovviamente, e le donne come dirigenti e quadri sono il 16%. Nel 2018 gli assunti sono 21% donne, quindi si cerca anche qui rispetto al pregresso di crescere, e l'obiettivo per le assunzioni 2022 è di donne pari o superiori al 32%, quindi l'azienda è certamente di pregio. La Borasca lavora nella cyber security e qui fa un'aggiunta sul tema. Mi sembra abbastanza naturale capire che il dinamismo nell'ambito cyber è proprio un tipico esempio in cui possiamo riscontrare quanto siano vincenti le caratteristiche proprie del profilo femminile. Il dinamismo, il continuo apprendimento, l'apertura al cambiamento e l'apertura a pensare in un modo non convenzionale. È vero che ad oggi, soprattutto da parte delle donne, c'è la tendenza a pensare che il profilo della cyber security sia quello tipico del nerd. È forse un'immagine spesso veicolata da TV e da cinema, dove questi ruoli rarissimamente sono assegnati a donne. Beh, che il nerd sia soprattutto uomo, insomma, ci può anche innanzitutto stare. è stata gentile, non ha detto dalla radio, quindi Ecco. per educazione ci ha tirato fuori. Sì. Veniamo comunque anche ai temi delle selezioni del genere a livello istituzionale con il ministro Gualtieri. Onorevoli deputati, rispondo volentieri all'interrogazione a primo firmatario onorevole Molinari relativa al procedimento per la selezione degli headhunters e alla definizione dei criteri che costoro dovranno seguire nello svolgimento dei loro compiti. Tra i criteri e gli indirizzi ulteriori che naturalmente si dovranno seguire vi è quello dell'equilibrio di genere, recentemente rafforzato in legge di bilancio, assicurando che il genere meno rappresentato, storicamente le donne, ottenga una rappresentanza di almeno 2/5 degli amministratori eletti e dei membri del collegio sindacale. Ma va ancora messo per iscritto che debba essere così? Ecco, a me da un lato posso dire sì, va bene, è meglio così, però sorprende perché io ho sempre l'idea del merito e quindi lo vedo poco questo tema. Poi non lo so se effettivamente sia così. No, concordo pienamente, nel senso che comunque le posizioni e i ruoli vanno dati per merito e non perché la persona ci deve essere, quindi può essere un 5/5 come un quinto. Ecco, vediamo adesso un paio di studi, di analisi che affrontano il tema, chiamiamolo, dell'universo femminile nel mondo della managerialità dell'impresa. La classifica Best Workplaces for Women, cioè i migliori luoghi di lavoro femminile, è dedicata alle donne e per la sua pubblicazione abbiamo ascoltato il parere di 16.700 collaboratrici. Questa classifica ha premiato 20 organizzazioni che si sono distinte per la possibilità di assentarsi dal lavoro, le retribuzioni eque, condivisione dei profitti, equità delle promozioni, assenza di favoritismi e imparzialità legata al genere. Un dato interessante
è che nonostante in Italia ci sia uno squilibrio tra donne e uomini in posizioni manageriali, in queste aziende c'è un perfetto bilanciamento in termini di carriera. Infine, i settori a cui appartengono le aziende premiate non sono comunemente associate alle donne. Ad esempio, la prima in classifica, Bendy Spoon, appartiene al settore IT. Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great Place to Work Italia. Ecco, qui dalla classifica emerge nel sottocampione delle aziende premiate, valutate come posti migliori in cui andare a lavorare, che ci sono ovviamente. Io ho visto dei numeri, cioè in alcune realtà la gestione del lavoro da casa, gli spazi per le esigenze della famiglia, ci sono realtà in cui sono soddisfatte al 100% rispetto ad altre che sono a zero. Non so, nella sua azienda per esempio c'è qualche uomo, oppure li avete fatti fuori tutti e puntate solo su donne capaci? Abbiamo cercato di eliminarli quasi tutti. Okay. No, in realtà diciamo che nella mia azienda, sia dal punto di vista manageriale e dirigenziale, abbiamo tantissime donne. Quindi la mia capa è comunque una donna e la struttura è organizzata con tantissime donne, soprattutto per l'aspetto giusto amministrativo, front office. È ovvio che poi tutto il parco medici è ancora più orientato al maschile. Abbiamo tante donne tecniche, tante donne dottoresse, però comunque la percentuale di medici uomini è maggiore. Però presumo che il ragionamento sia: non è che uno viene scelto in base al sesso, al genere, no, in base alle competenze. Assolutamente. Quindi, sì. Ok, questo è. Vediamo l'altro studio invece, quello portato avanti da Dale Carnegie Italia, è Sergio Borra, che è il CEO e il fondatore. Come Dale Carnegie abbiamo appena svolto una ricerca dal titolo Sales Transformation tra Human e Digital, in collaborazione con l'Università IUN di Milano. Sono state coinvolte 250 imprese italiane e il dato fondamentale emerso è che per l'84% degli intervistati le soft skills rappresentano un fattore decisivo per trattare con i clienti e lo saranno sempre di più in futuro. Data la nostra esperienza in oltre 100 anni, ulteriormente supportata da questa ricerca, possiamo dire che la differenza di genere non impatta in alcun modo sul processo di trasformazione delle vendite, perché in un'ottica di business sono le abilità interpersonali a fare la differenza. Diventa quindi fondamentale permettere al team di svilupparle e creare un ambiente di lavoro eterogeneo, agile e inclusivo per massimizzare produttività e innovazione in azienda. Cosa sono le soft skill? Intanto lo spieghi all'uomo della strada. Ce lo spiega lei, cioè competenze che ai tempi erano viste come femminili, e in questo caso mi hanno detto no, non è il caso di dire così, perché vediamo che molti uomini stanno migliorando tutto ciò che è dall'empatia, dalla capacità di intuire, capire, sensibilità. A me è stato detto da Zampini, che sappiamo tutti chi è, e mi dice: tu sei la persona che ha più soft skill che io abbia mai conosciuto, e adesso mi dicono che le selezioni vengono fatte basandosi molto su questo aspetto, e sono tutte quelle caratteristiche personali o comunque del carattere che aiutano una persona giusto a essere empatica, piuttosto che avere relazioni facilitate per il suo modo di fare, il modo di essere, il modo di capire le persone che si hanno di fronte. Vediamo come impatta invece il tema medico su questo discorso in diversi sensi. Non conosce sosta la richiesta di trattamenti di medicina estetica, dato confermato da tutte le associazioni di settore. Un settore in continuo aumento, con un bacino d'utenza capillare, non solo donne attente alla loro bellezza, comprese le giovanissime, ma anche uomini che in misura crescente si rivolgono al medico estetico per risolvere qualche inestetismo che li fa vivere male con se stessi o semplicemente per invecchiare meglio. Qui avevamo la dottoressa Tiziana Lazzari, questa volta nella sua veste di medico chirurgo dermatologa e chirurgo estetico. Sì, abbiamo approfittato perché c'è anche questa componente che oramai non è neanche più solo femminile, di star bene con se stessi, quindi la medicina estetica, la chirurgia estetica impatta nella donna quanto nell'uomo, anzi probabilmente a livello di business sta crescendo molto di più in quest'ambito. Sì. Ecco. Però c'è un tema anche più serio dal punto di vista medico. Il mese di marzo è importante per due motivi, sia per la festa della donna che
l'8 di marzo, sia per la settimana nazionale dedicata alla prevenzione oncologica, che quest'anno sarà dal 16 al 24 marzo. Proprio per parlare di prevenzione al femminile è fondamentale ricordare a tutte le donne l'importanza dello screening mammografico per diagnosticare precocemente il tumore della mammella, che rimane la neoplasia più frequente nel sesso femminile, con circa 58.000 nuove diagnosi in Italia nel 2019, di cui 1.650 proprio in Liguria, una regione, la Liguria, che si colloca al terzo posto a livello nazionale per incidenza di tumori nelle donne, vedendo al primo posto il tumore del colon retto, seguito dal tumore della mammella, e al terzo posto troviamo il tumore del polmone. Quindi è importantissimo aderire ai programmi di screening regionali, sia per il tumore della mammella che per il tumore del colon retto, e smettere di fumare per ridurre l'incidenza del tumore al polmone. Beh, cominciare da lì, per esempio. Intanto. Ecco, in questo caso, rispetto alla leggerezza con cui chiudiamo di solito, abbiamo preferito dare voce al dottor Alberto Testori, che è direttore associato della Breast Unit e capo sezione di chirurgia toracica all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, perché ci pare giusto, non tanto per le donne in sé, ma proprio la tutela, le donne tranquillamente, sono temi importanti dal punto di vista della prevenzione, la parte medica, eccetera. Quindi ci faceva piacere un po' metterla in questo modo. Sì, assolutamente, la prevenzione è fondamentale per diagnosticare precocemente eventuali. Chiudendo, realmente queste donne hanno bisogno ancora di questi aiuti, o siete molto più brave rispetto agli uomini, non ci sono problemi, avete insomma tutto quello che serve per far andare avanti meglio le aziende, il paese e tutto il resto? Siamo assolutamente più brave, questo non posso. Fede Valenza. Ma sono d'accordissimo. Non contraddire mai una donna. No, battute a parte, io credo che, come dicevo prima, il limite delle donne siamo proprio noi stesse che ci poniamo dei limiti. Io ho sempre fatto arrampicata, sempre vissuto in mezzo agli uomini, quindi alla fine non me li sono mai posti. Sicuramente forse c'è bisogno che le donne abbiano consapevolezza delle loro capacità, cioè non sempre tutte si osano andare un attimo oltre il limite, che poi, ripeto, ce lo poniamo che non è un stesse. limite, appunto. Esatto. Certo, grazie. Elisabetta Grillo, la nostra ospite, Area Operation Manager Liguria di Allianz Medical Diagnostic. Grazie professor Marco Cassinis. Ci risentiamo settimana prossima per parlare ancora una volta di economia, società e finanza qui su Babboleo News. Allora, facciamo che io ero un architetto insieme a Sara, che è brava a disegnare, e viaggiavamo dappertutto e avevamo tante spese, le fatture da pagare, le trasferte. Ma forse questo mese possiamo posticipare i pagamenti, così ci concentriamo sui nuovi clienti e facciamo crescere il nostro business. Fai diventare grande la tua piccola impresa. Scegli carta Oro Business American Express e scopri i vantaggi per il tuo business. Richiedila su americanexpress.it. Per te fino a €150 di sconto sulle spese aziendali. Messaggio promozionale: info su americanexpress.it/business. Babboleo News, cosa succede in Liguria?